Era le 1:04. Un po' di nuvolo. Sì, che bella questa finestrella. Spazio serve a pulire, che come mi arrampico fuori. Si sente il mare. No, cioè sta dormendo. Infatti ho i suoni ieri di notte e sto dormendo. L'eterno problema di ogni mattino, la scala malvagia. Ciao cane malvagio, hai sentito malvagia e ti sei svegliato tu. Cazzo, che coincidenza, eh? Il destino proprio. Ciao bellezza. Coffee. Vieni su, coffee. Cane, siamo pronti per andare a far Malani, eh? Andiamo a far Malani io e te. Prima il caffè, dopo andiamo a fare i Malani, sai? Siamo pronti? Siamo quasi pronti, dai, via. Tutto nostro. Vieni Lenny. Ciao. Solo noi, bellissimo, bello, cresce sempre di più il dubbio che ti portano in posti che fanno schifo perché siamo sempre noi, sempre da soli, no? E la dici, ma se non c'è nessuno forse non è così bello, però sinceramente a me piace. Cioè venire qui d'inverno, essere dentro un quadro, veramente. Guarda il cane che prende che va. Piacevole, veramente. Cane, cavallo, sapiens. Che cane! Ciao il cane. Ma che roba! Super giro da ubriacatura!
vamos. Vamos. Andiamo a vedere, ad esplorare. No, ma non si entra, no? Perché voglia di fare il bagno adesso, no? Bello è bello. Da un certo punto di vista ispira, però è freddo, sai com'è? Un giubbotto che si muova. Sì, vedi, c'è l'isolotto, però non ci si può arrivare. Ci voleva un canotto, qualcosa. Hai capito, cane? Frega niente al cane. Comunque guarda, c'è un po' di fauna. Quelli dovrebbero essere 5 cormorani e ogni tanto vedi qualche gabbiano. No, ma scusa se è poco, guarda dove sono. Solo io. Bello. Mi piace quando sono solo io. Poi ti porto tu, te, io. Bello, veramente bello. Cusca l'è sta roba. Andiamo, ora. No, forse è meglio stare un po' zitti perché là è pieno di fauna. Andiamo a vedere la fauna. Devono essere le capanne dei pescatori. Sì, senza devono essere. Sono o erano le capanne dei pescatori. Pausa. Ma sai se alla fine magari viene fuori che è un bar? Perché non so, c'è la foto di un Cristo qua. San Marco. Qua ci sono dei portaabiti, non lo so, potrebbe anche essere. Vai che dopo hai paura. Pagliaccio di cane. Ricorda, tutti i punti te li segno sempre nelle puntine. Nel sito, se guardi nella descrizione c'è il link alla puntina e lì tutti i punti di interesse, dal parcheggio alle capanne, al pontile, tutto quanto. Sì, questo lo dico per chi ha visto il video per la prima volta, che ancora non conosce come funziona le puntine. Cane, dove vai? Non so che ore sono, ma una bella pasta ci sta. Perché urlo? Perché il microfono della GoPro non registra un cacchio. Comunque è vero, il pannello fotovoltaico carica anche con la luna. Incredibile. No, non ci credevo. Funziona. Ci vuole il canotto, Amy. Hai visto? Ti avevo detto io, porta via il canotto in camper. E te, bau, che vuol dire no, non serve. E invece vedi? Dai sole, dai!
cane, hai paura di perderti? Eh? Ma sapete che un po' di famina ce l'ho. Io adesso andrei a casa, sarebbe il camper, col cane pericoloso e mangiamo. Sì sì, una bella pasta, non ce la toglie nessuno. Oh, mi sono dimenticato di segnare la passeggiata, quanto lunga era, però vabbè, non ha neanche senso, nel senso che cammini tu quanto vuoi, cioè ne hai qua, puoi arrivare fino a Caorle. Sì, non mancava neanche tanto per arrivare a Caorle centro, però casomai o ci andiamo dopo o... no, ma Caorle merita, dai, però un'altra puntina, una puntina a parte per Caorle, sì, anche se, vero anche quello, avevo detto che nelle puntine mettevo i posti quelli un po' più sconosciuti, diciamo. Caorle in effetti è una città, è anche molto rinomata, però insomma, se dovesse capitare che ho la voglia, che passo di là, facciamo anche Caorle. Più che altro sì, sai che io poi ti segno tutti i parcheggi, le cose tattiche, hai capito? E vai bene, no? Quello è il punto. Peccato che la GoPro non fa i primi piani, vedi? No, non si vede bene, cane, guarda, se io mi avvicino, vedi sfocato. Cos'era, Amy? Guarda, guarda come corre, prendilo. Corri ancora, guarda. Non corre più, l'abbiamo rotto, mannaggia. No, che corre ancora. Ancora, guardalo. Lì Lemmy, quel cane cosa fa lì? Quel cane pericoloso, molto pericoloso, ciao! Ok, adesso siamo entrati nel sentiero della Valle Vecchia, dove hanno conservato tutte le piante originarie del tempo, e dobbiamo far silenzio perché in teoria potremo trovare molti animali, quindi adesso tolgo il bip alla GoPro e spero non vipere, perché purtroppo ci sono anche vipere, però vabbè, adesso in inverno col freddo di certo non sono nel sentiero e saranno nascoste, imbucate da qualche parte, quindi noi stiamo nel sentiero, più che altro per il cane. Io non so se è giusto che andiamo di qua. Amy, stai qui. Forse a febbraio il popolo del bosco è anche in letargo, però non si sa mai, noi ci teniamo pronti. C'è qualcosa. Ci sono gli uccelli che avvisano del nostro arrivo, ma non li vediamo. Selvaggi così, bello.
qui, anche lì. Adesso di qua inizio. Via via che non si sa. No, ma non sembra. Boh, dai, io sto tornando indietro. Avevo detto che avevo fame, porca miseria. Comunque no, fauna non se n'è vista. Ho sentito tanti uccelli che avvisavano la nostra presenza, ma che io ho visto qualcuno no, solo qualche tana per terra. E comunque vabbè, adesso ho la testa sulla mia pasta asciutta. Ottimo posto, veramente molto bello, ti estranei dal mondo, entri in una dimensione tutta tua, fantastico. Magari per stare proprio tranquilli da avere del siero antivipera. Io non mi sono mai informato, però credo che anche quando partirò cercherò un attimo i vari animali pericolosi, insomma, che posso incontrare, perché se io sono, vedi, sempre mi infiltro in tutte le zone disabitate e selvatiche, no? E quindi insomma so che in Portogallo ci sono scorpioni, quindi anche lì da vedere un attimo, mi informerò sempre prima e mi procuro magari anche qualche antidoto, non tanto per me, insomma, perché sopravvivi di solito, almeno le vipere, però se una vipera prende il cane, no, lì no, lì è grave, il cane ai 20 kg poi. Cosa ha visto? Eccolo là, è lo scoiattolo, Amy. Beh, è una bella cosa avere il rilevatore di animali. Lei quando vede qualcuno punta, e allora io so già dove andare a cercare. Eccezionale con i cervi, con i fasani, con gli scoiattoli. Mannaggia, ha messo fame adesso. Sempre più fame. Sta bella passeggiata. Sta bella passeggiatina ha messo proprio fame. E adesso via a mangiare. Manica massa, super pasta asciutta e via. Mamma mia che bla bla bla, siamo usciti e ho sentito tutti gli uccellini che se la raccontavano tra di loro, no? Sparlavano male di noi. Ah vai Monaco Mari. Oi 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 oi. Ok John, eccoci arrivati a casina. Nella nostra home, smonta qua, gira là, tac e tac, ci siamo. Sembrava poca, invece buon appetito, panza mia, fatti che ci sta. Mannaggia, si è già ossidata un po' la catena, adesso gli ho messo dello svitol e andiamo a farci il giretto, dai. Anche la spiaggia per cani, adesso te la segno col GPS. Ciao per cane.
Achtung Kanin. La prossima volta potevamo venire a imboccarci qua col camper, molto più selvaggio ancora. Sì, Emi, prossima volta qua, anzi vediamo dove porta sta strada. Che piacciono a me, questi sono accessi al mare, cazzo, no? Quei pattumi, cemento ovunque, plastica e cemento, cemento e plastica, plastica e cemento e anche cemento e plastica, sì sì. Bene, abbiamo scoperto che tutte queste macchine non sono turisti, ma gente che viene a raccogliere conchiglie, cozze, cazzi, non ho capito bene. Nel camperino, ai ai ai, abbiamo fatto una bella corsetta, sì, adesso pausa, caffè. Bon. Camperone off-road, bo. Mega potenza, guardate vecchi col SUV imparate, porca troia, se resto infangato imparo io però. Vai camperino! Beh, non abbiamo preso neanche la rincorsa, ma sta andando. Piacevole girare in camper, cioè quella sensazione di comodo, è bello anche andare piano, di solito io in macchina, in moto andavo via come un disperato. No, qua è bello, ti godi, guarda, ti godi tutto il panorama, vabbè, passiamo in mezzo ai campi, però insomma è sempre panorama, no? Panorama, ascolta qua, io adesso sto andando a casa e chiudo qua la puntina. Prima o dopo monto il video, faccio un brigo del sbrigo e lo carico. Ciao, alla prossima! Spero ti sia piaciuto. A noi ci piacciono queste stradine. Sì. Però cane, che panorama! Cane. Bom. Piacevoli ste stradine, piacevoli, molto piacevoli. Ti avevo salutato prima, continuo ancora a far video. Guarda che bella stradina, guarda che bella, tutta curvetta. Questa in moto te la godi come non so cosa. Guarda, boh. Sì, in campo un po' meno. Vabbè dai, taglio e chiudo, basta. Ciao, alla prossima!